qualcosa che non va. Guardatevi intorno. Siamo in un luogo pieno di sedie, biliardini e videogiochi. Dove ci troviamo? All'oratorio San Luigi Gonzaga. E siamo qui perché sabato 22 novembre ci sarà la festa dei 18 anni di Giuseppe D'Onofrio. Giuseppe D'Onofrio, conosciuto qui a Pisciano come Sbrecciolino. Bravissimo collega, adesso dovremo andare casa a casa degli invitati per saperne cosa ne pensano di Giuseppe Sbrecciolino. Famo a verifica! Siamo pronti? Andiamo! Siamo arrivati a casa di Antonio il Ciccione, il primo invitato. Buongiorno signore, si chiama Antonio Solito. Da mia sorella? Sango? Lo uccellino lui, se non si sta. No, ma come fai? Siamo arrivati a casa di Antonio il Ciccione, il primo invitato di Giuseppe Sbrecciolino. Famo a verifica. Andiamo oggi. Azzozzone! Azzozzone, ma che stai a fare? Ma non ti vergogni, non ti vergogni alla tua età! Questo è Antonio il Ciccione, il primo invitato. Cameraman, ripiglia qua, non qua. Non possiamo far vedere queste scene. Ma come fai? Cioè, fra poco il tuo amico Giuseppe Sbrecciolino deve fare la festa di 18 anni e tu sprechi il tuo tempo così? Un commento? No, questo me l'ha prestato Pietro comunque. Chi te l'ha prestato? Pietro. Pietro! Sì, lo devo vedere se funzionava. Dicono tutti così. Siamo venuti qui non per questo, a cameraman, non per questo. Siamo venuti qui per avere da te 3 aggettivi di Giuseppe Sbrecciolino. Quasi oggi. 3 aggettivi, forza! Non pensare al video, come si spegne qua? Come se... Non pensare al video. 3 aggettivi di Giuseppe Sbrecciolino. Bravo, bravo, simpatico. È un grande amico. Adesso la verità. Che città è? Non è vero. Di la verità. È un po' stronzo. Ecco. Un po' stronzo. Doppiamente stronzo. Ci sarai alla festa di Sbrecciolino? Forse. Come forse che devi fare? Ci sono tutti gli invitati che te stanno a guardare. Verrai alla festa di Sbrecciolino? Devo vedere il DVD. Il DVD non lo vedrai perché ce lo prendiamo noi. E tu verrai alla festa di Sbrecciolino. No, dai, Vamo, se va. Non passiamo, dai tu. Oh, oh, visto mi sei. Oh. Oh. Un'altra invitata speciale di Giuseppe, Carmen Sgambato. Fammi la verifica se c'è. Sta a casa. Allora, scendi un attimo. C'è Carmen. Stai 10 minuti, no? Saliamo noi. Buongiorno. Ci serve solo Carmen Sgambato. Dove sta? A mezzaglia. A nostra. Ah, no, io sto facendo il servizio sempre di sta
qui fino a domani, non c'è problema. O essi fuori, o te veniamo a prendere noi. Carmen, stanno poco qua. Ma dove è che sono notata? Muoviamoci. Ma che stai facendo? Stai vedendo strisce? Voglio vedere danzare. Buongiorno, questa è la signorina Carmen Sgambato. Adesso non si vuol far mascherare perché si è appena alzata. Signorina, definisci con 3 aggettivi Peppe Donofrio. Non ci l'acqua, allora. Muoviamoci, prendetela. Guarda qua. Vieni fra mezzo. Definisca solo 3 aggettivi e poi ce ne andiamo. 3 aggettivi solamente. Stiamo facendo che piccolino. Forza! Non so. Forza! Gentile. Poi Ya. 3. Ma perché per sempre Uno. prossima da fa? Non volevo fare Ma male. vamos! Non so. Boh. Ricordiamo che si è appena alzata. Infatti. Voglio, ma vi siete qua uscire. Dai, è come Winnie Pooh, quindi... Quindi è gentile e bello. Ecco. Adesso la verità, forza. Come definisci Ma perché Peppe? una volta? Spero la vedevo trucco pure. Ma vamos, non abbiamo bisogno di questi trucchetti. Ma io già se ne avessi già da Shingopo che mi Che volevamo fare? L'ultimo aggettivo e ce ne andiamo, forza. Si è svegliato un po' troppo. Si è svegliato un po' troppo. Cosa avrà voluto dire? Che significa? Che fino ad ora eri in letargo? Sì. Eri in letargo? Era una volpe o Peppe Sbrecchio, scusa? Peppe Sbrecchio. Ok, sono 3 aggettivi da Carmen. Passiamo al prossimo. Non risponde nessuno. Buongiorno. Cerchiamo Carmine la Cerra, ci sta? Carmine la Cerra, ci sta? Asciutto. Non l'abbiamo trovato, non si è fatto trovare. E dove è andato? Forse sarà andato giù allo stadio comunale di Visciano. Famo la verifica. Il terzo invitato di Giuseppe Sbrecciolino, Ciaccella. Definisci con 3 aggettivi Giuseppe Donofrio. Vabbè, è un bravo ragazzo, simpatico e... L'unico difetto è che è tifoso della Juve. E adesso dica la verità, che ne pensa veramente?